Ehi, ciao a tutti, dove siete? Siete qui, siete qui. Ho cambiato posto alla telecamera. Allora, ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi si fa un po' una live, non improvvisata perché ci stavo pensando da qualche ora, però volevo fare una live un po' particolare, volevo fare una live di reaction, di reazioni ai video delle pizze che troviamo in giro. Quindi vi avevo chiesto sul mio canale YouTube di segnalare qualche link di qualche video che volevate farmi commentare. Mi sono arrivate un paio di segnalazioni che vedremo fra pochissimo. Adesso le controllo. E nel frattempo vi chiedo come state, insomma, state impastando? State già con le mani in pasta? E questa è una cosa importante da capire. Oggi è venerdì, il weekend è vicino e io vedo dalle mie statistiche che state cercando di capire come stendere l'impasto, come frazionare il lievito e che volete fare il metodo combo. Confermatemi questa cosa. Allora, cominciamo subito con i saluti. Ciao Daron, ciao Valentino e ciao Nico. Vi dico subito, non facciamo una sezione di domande e risposte subito, volevo partire con questa, invece con i video di reaction. Ecco qua, sono partite le domande. Ragazzi, conservatevele per dopo, le domande, oppure le scrivete e poi dopo le leggo, ma non so se riuscirò a vederle tutte quante, poi facciamo proprio una sessione a parte soltanto di domande e risposte. Allora, ciao Nico, ciao Sox, ciao Davide, Cristiano K, ciao Francesco, Gianmarco, Marx, ciao Grazia, Niccolò, ciao Carmine, Pietro, Federico, Valentino, Panmeli, Mirko Mennillo, siete in tantissimi. Ciao Peppe, ciao Davide, ciao Tonio. Registrerai? Sì, lo registro, ragazzi. Stiamo facendo soltanto un po' di entertainment. Reaction alla pizza con ananas. Ma mi volete far male? Cioè, mi volete far male? Mamma mia, la pizza con l'ananas. Mamma mia, la pizza con l'ananas. Qui si mette male. Allora, Gianfranco, ciao Gennaro, ciao Luca, ciao Ginleo, giusto? Ginleo. Ciao Lorenzo, ciao Alessia, grande Alessia, ciao Stili, ciao Lorena, ciao Tommy, ciao Francesco. Oh, grazie mille. Ciao Patrizio, ciao Valentino, ciao Carmi. Una notiziona, ragazzi, finalmente sono riuscito a rispondere a tutti i messaggi su Instagram. Adesso ne tengo giusto un 3 o 4 arretrati che mi sono arrivati nell'arco delle ultime 2 o 3 ore. Quindi questa è una buonissima notizia. Potete tornare ad ingolfare Instagram e attendere purtroppo settimane. Non è vero, cerco di essere più bravo. Dicevamo, ciao Carmine, ecco, c'è qualcuno qua. È arrivato qualcuno, Devi prendere una cosa? È arrivata la mia assistente, L'ho girato perché mi sembrava più bello da far vedere alle persone che stanno lì, perché stava a girare, perché vuoi leggere qualcosa? Dopo leggi, dai, non fa niente, dai. Scusate questo siparietto familiare non voluto, però insomma è entrata Alice e voleva sapere che fine avesse fatto il divano, che si è costruito un angolo letture, insomma. Ciao Rodolfo, ciao Lorenzo, sì, abito in Irlanda. Live? Un live? Sì, è un live. Non ti vedono vedono la manina, ecco qua. Mano, ecco, la sua mano vi sta salutando. Ok, leggevo, ma tu abiti in Irlanda se non sbaglio, la pizza in Irlanda. Ciao Lorenzo, ho fatto una classifica delle migliori pizzerie. Non è aggiornata all'ultimo anno perché poi non ho avuto modo di aggiungere altre pizzerie, ma sono stato anche alla pizzeria di Enzo Coccia e devo dirvi che è stata una delusione. Ho registrato tutto e quindi insomma ciò che dico è basato su una reale esperienza. Dicevamo Domande? sì, ce ne stanno un sacco, non riuscirò mai a mamma mia, ragazzi, non avete idea di cosa sta succedendo, non avete idea. Signore e signori, ho il piacere di presentarvi, oltre che alla guest star Alice, Antonio, grande Antonio. Ciao ragazzi, tutto a posto? Benvenuto Antonio. Mi sa che devo mettere le cuffie perché sennò ti sentiranno 2 volte. Gigi, ho fatto un casino. Che è successo? Ho caricato il video
E poi alla fine del video ho messo 10 grammi di lievito invece che 2. Tu come le gestisci ste robe? Che sono cioè che... Io blurro No, la bilancia, così non si vede che... ah, no, 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 ho fatto tipo... Io ho fatto all'inizio, ho fatto una schermata. Se volete andate alla ricetta alla fine del Ah, video. ah, E poi ho messo... Comunque l'ho cancellato e l'ho rimesso. Ma sto aspettando che carichi, intanto ci facciamo una chiacchiera. Sto proprio incazzato nero. vabbè, succede. In realtà per risolvere queste cose devi riguardare il video almeno una volta prima di caricarlo. Sì, sì. Perché sennò è un casino. Infatti questo spiega i miei migliaia di errori, perché caricavo senza guardare, quindi le gaffe più assurde fatte in registrazione. Aspetta che ti metto in mute così puoi parlare. Ok, dimmi quando sei pronto. Allora ragazzi, nel frattempo leggo ancora due messaggi. Gigio, ti capita mai di bucare le pizze al centro quando le giri nel forno? No, sì, davvero sei tornato, Antonio? Fammi un segno quando fammi così quando puoi essere di nuovo pronto a stare con noi. Antonio, dico. Sì, si bucano quando si girano, specialmente quando il fondo del forno non è abbastanza caldo. Parlo della platea. Davvero, io non ho mai visto che lo fate. No, davvero, ma che intendono dire? Cioè che la giro, si buca e cade tutto sulla... Tipo 2 o 3 volte. Sì, due o tre volte, dai, è buona. 2 o 3 volte è successo, soltanto 2 o 3 volte. Poi... si è bloccato, è tornato. Antonio, facci un segno. Attenzione! Attenzione, signori! Mi sentite? Ecco qua, guardate chi ci sta. Guardate chi ci sta. Qua giù, ma io non ho capito che per quest'ora. Stavo un attimo pozionando i buns. Ma domani si fanno proprio hamburger. Ma che ne fai del McDonald's? Capito? Guarda là. No, vuole questo rocco. Siamo tranne Antonio che mi sembra un po' bloccato, diciamo che siamo al completo. Facciamo una cosa, vediamo se riusciamo a fare... Allora, così, vediamo. Allora, Antonio è uscito, quindi posso dividere lo schermo in 2. Ok. Allora, cerco di leggere, si sono già arretrati secondo me 8200 messaggi. Allora, non ce l'ho per te per la pizza con i cici, panni e avocado. Ancora ce l'ho con te. Ragazzi, purtroppo così. È una sorta di... ragazzi, una cortesia, vi prego, non ripetete la stessa domanda 150 volte. Qualcuno mi sta salutando. Qualcuno sta salutando. Ciao. Vi prego, non le ripetete perché non è che le leggo se le ripetete. Le leggo perché le vedo e torno indietro, non vi preoccupate. Poi se non c'è tempo per risponderò durante la prossima diretta. Allora, nel frattempo osservate Vincenzo che sta porzionando, ragazzi. Qua stiamo assistendo alla storia. Questa Sto raschiando il fondo della ciotola. E vabbè, ma qua tutti quanti ci siamo arrivati a raschiare il fondo, Cioè, capita a tutti prima o poi. Ah, io sento una voce qui, c'è chi riprende. Onenza, è lei? Onenza, sì, Onenza. Benvenuta a casa Gigio. Ah, c'è Antonio che chiede di entrare. Eccolo qua. Allora, raga, ero andato a prendere un altro telefono per leggere i commenti pure io. Ma ragazzi, aspettate che posso fare una cosa io, perché io i commenti li sto leggendo così, ma in realtà possiamo fare anche così. Guarda qua che figata, guarda. Così si può così si vede quale stai leggendo. Ah, ok, vabbè, così è un altro livello, però. Stiamo proprio... Perché stavo facendo proprio saluti, fascia d'ascolto, saluti, un abbraccio circolare, quello era lo stile. Insomma, aspetta che sto fuori fuoco qua. Vediamo un pochettino, andiamo avanti. Ci sono un po' di domande. Allora, ragazzi, se siete d'accordo, io partirei a guardare un video e vediamo un pochettino che cosa viene fuori, dai. Si può sapere come Antonio hai messo i video? Ma perché vi perdo?
No, c'è stato qualche cosa nella connessione, siamo tornati. Ok. Ho sentito qualche cosa. Ciao Susi. Ok, mi lavo le mani. Lui se ne lava, ha raschiato il fondo e se ne lava le mani, ragazzi, è il peggiore, è il peggiore, è terribile sta cosa. Vediamo se girando un po' di qua la telecamera riusciamo a vedere. Almeno non Oh, ma tra l'altro vuoi sapere la novità che ci stavo pensando adesso che mettevo il video online? Cioè, nell'ultimo video che ho fatto ho copiato Lionel alla fine, quindi... Ah, vabbè, allora sei a posto. Guarda, ti mancano secondo me un altro paio di personaggi, hai copiato tutto poi, tutti È quanti. vero. Ma io se clicco su chat li vedo pure i commenti? No, chat credo che sia una chat tra di noi. È uscita Vincenzo. Se n'è andato. Se n'è andato. Si è offeso. Ok, allora adesso vado nella chat tra di noi e lo insulto. Fai tranquillamente. Cioè, è tornato. Non puoi farlo, mi dispiace. La risposta è no. Allora, ci sta uno che dice che l'ha visto tutto il video, però, Com'era? Com'era? Tu, Electron, che cosa ne pensi del video di Antonio? Cioè, tutto permesso, per dire anche è una schifezza, lo puoi dire tranquillamente. Allora, la prima cosa del video di Antonio è che ha sbagliato i congiuntivi e l'ho dovuto È vero, non sa parlare in italiano, è vero. Antonio, vabbè, ma allora ti dico la verità, quel congiuntivo mi piaceva, era tipo il Benghi di Fantozzi, era figo. Era voluto, ok. No, non era per niente voluto, però era bello. Però ci stava un errore sulla ricetta che era grave. Ma adesso nel caso in cui volessimo vedere i video, come facciamo? Gigi, ma tu sei il più tecnologico di tutti, mamma mia. Allora, è facilissimo, metto in condivisione su StreamYard un altro monitor e in pratica condivido lo schermo. Allora dicono veloce perché qua le domande continuano. Invitate pure Leoniello. Vabbè, Leoniello sta nei casini oggi. Allora niente, oggi non è cosa, un altro giorno. Ecco qua, ti hanno rimosso il video, non l'hanno rimosso, è lui che ha deciso di toglierlo. È a posto. Antonio, sei il mio guru. Siamo stati da maestro a guru, stiamo addirittura peggiorando. No, raga, no. Io faccio le pizze in casa, i guru sono altri. Alessandra, ti rendi conto di ciò che hai detto? Cioè, hai detto Antonio sei il mio guru. Ti posso insegnare a copiare, quello sì. Può essere una cosa, anche nel copiare ci vuole un'arte, secondo me. Copiare bene, esatto. Si può fare domande con farina senza glutine e farina integrale? Sì. Ma no, il contesto, ma anche allora ragazzi basta, adesso facciamo le cose serie come si deve. Io adesso condivido lo schermo che sta di qua e pronti via. Hanno detto di commentare questo no, sono nascosti qua dietro. Allora mi hanno detto di commentare questo qua, questo video che io non conoscevo. Adesso no, non te lo posso dire Alice perché la tua reazione deve essere equamente così. Allora, adesso io che c'entro? tu c'entri sempre, non ti preoccupare. Allora vorrei ecco qua, share screen. Questo qua. Allora, ditemi se vedete lo schermo, ragazzi. Vedete qua? Sì, si vede. Perfetto. Vedo allora, Sgarbi. Pronti via? Un pochino più tondo. Io parto e vediamo questo, ok? Ok. Te l'hanno mandato? So la pubblicità, insomma, non ci pagano per farla, vabbè. Ecco qua. Lievito, yogurt, Ma che farina, sta roba? Signore e signori, ecco a voi la pizza con soli 3 ingredienti. Ma che è una pizza? Ma che dici? Pare che sia una pizza. No. Non è una pizza. No! Yogurt e pomodoro, acidità su acidità. No! O il prossimo che dice che l'avocado sulla pizza faceva schifo, ma arrabbio. Ma che roba è? Vado a cavare. Ma quello che cos'è? 12 minuti, 12 minuti. Buona. Guarda, è cartone. Rivediamo il cartone perché secondo me quando la taglia, secondo me è commovente. Guardate qua. Ma questo ti fai male ai denti a mangiarlo.
Faccio vedere a rallenti proprio, perché secondo me merita. No, ma perché che schifo? Guarda. È buono, non vedo l'ora di mangiarti. Notate anche, notate qua l'alveolatura, è fantastica, no? Ma al di là dell'alveolatore, io la sento già incastrata nel palato che mi ha bucato, capito? Sta già, capito? Sento proprio il sapore di sangue in bocca. Allora ragazzi, io direi Io non voglio più vedere. qua andiamo sul pesante. Allora, io stavo cominciando a vedere questo. Io lo aprirei. Aspettate. Ok. Italian style. Sì, Italian Style Pizza. Allora, questa è una chef, credo sia americana. E già questo, Italian Style Pizza, comincia ad avere dei dubbi. Cioè, questa è la tipica pizza che ti servono a Venezia, che serve ai turisti a Venezia, che la fanno congelata. Paghi 20 euro e la mangi congelata. Quindi, ed è così. Solo una cosa, Pizza già. italiana. Vedo quasi cornicione. Ma che cornicione e No, congelata? non c'è. Devi Ma ringraziare pizza Italian style con i peperoni sopra. ma scusami, Peppero, proprio il nome è italiano, per Anche forza. se è più invitante rispetto a quella di prima, voglio dire, è un grande passo in avanti. Eppure c'hai ragione, guarda qua. Senza formaggio. E che ti sto dando qua? Ti sto Si vede tutta la lievitazione che ha fatto la pasta. Allora, notate una cosa, ragazzi, volevo farvi notare che questa tizia qua ha usato la caputa Rossa. E quante ore di lievitazione fa? Questa 2 ore, va giù. 5. Porca miseria. 5 ore, Oh, no. mamma mia. Però dice, allora potete fare con questa farina tra le 5 e le 24 ore. Cioè, come dire, con 50 euro puoi andare in America e puoi andare a Caivano. Cioè, meno male che hai detto Caivano, perché io stavo pensando a un'altra cosa che non si può dire. sì, no, pure di più. Questa è la rossa, dice. Questa qua è una farina fortissima. Guarda là. E poi vabbè, mette giusto una goccetta. Ma è partita dal sale? Allora, vediamo. Secondo me sì. Secondo Vediamo. me la farina sto dicendo perché mi Aspetta, stai aspetta. usando così? Stai usando così? Ok, Allora. adesso si vede meglio. Però il turchese della KitchenAid è bellissimo, eh. Ok, risolto. Ha messo due cucchiai, due cucchiaini, teaspoons, di lievito istantaneo, uno di zucchero e poi il sale, tutti insieme, allegramente. Ma posso fare una domanda? Ma perché fanno la pizza con lievito istantaneo? Pure a me l'altra volta hanno chiesto, hanno detto, ma utilizzi il lievito istantaneo? Secondo me è pure Ma scomodo. sì, ma perché si la faccia un pan di maturazione la Spagna, annulli. sì. No, ma se devi fare una maturazione praticamente la annulli, non la puoi più fare perché se ti Ma lievita no. subito. Boh. Vabbè, ragazzi, questa qua si vanta di aver fatto 24 ore di lievitazione con questa pizza qua, però vediamo che cosa succede. Io sono molto curioso. Ha detto warm water, mi raccomando, deve essere tiepida perché sennò è proprio un... Come se non bastasse il lievito istantaneo, ho paura che Ma non che c'è? riesca. Ma ci ha messo 2 litri di olio. Questo è un impasto all'olio, cioè tu fai i panini all'olio e questo ha fatto l'impasto all'olio. Ma tu hai visto Ma si come fa nei veramente- taralla così, no? La pizza. Ha messo una bottiglia. Infatti è bene. Infatti guardate com'è Guardala com'è giallo. giallo. Ma guardate com'è l'impasto alla fine. È brutto. Il colore è fantastico. Giallo. Sì, sembra un impasto e ci credevo, tutto quell'olio. Sembra Ma quanto è di- bella quella planetaria, però. La planetaria è bella. Ma questa qui sarebbe la prova del velo. ma che è impastato? Ah, ok, no, la prova l'ha fatta bene, più o meno. The perfect crust, ragazzi, quella che non si vede proprio. Ha detto Thin crust. Grazie Alice per il supporto. Oh, questa è una prova che manco c'è alla coccia, voglio farvi vedere l'alveolatura dell'impasto. Guarda qua, va. Guarda che alveolatura. Ma è vero che
strappi Alza la voce. così si toglie la maglia glutinica. Ma qua la maglia glutinica non sa manco che cos'è questo impasto, non lo so. Vediamo un po'. Se no, Un po' Perché di... c'è questa farina? Perché è moda, cioè vedi i video americani mettono sempre la farina per conservare. perché? Raga, chiedono il lievito istantaneo, sarebbe quello lì attivo. Secondo me quello lì dei dolci No, proprio. no, raga, sono due cose diverse che hanno chiesto pure a me. Io pensavo che mi hanno chiesto in chat cos'è il lievito istantaneo in live. Ho detto, raga, ma mica è questo qua della Caputo, perché comunque il secco è più forte del fresco. Ho fatto no. Il lievito istantaneo è un'altra cosa proprio che ti È lievita quello dei veramente. dolci. Bravo, è quello che ti lievita veramente velocissimo. Quello che chiamano il lievito chimico, credo. Ma è roba chimica, quello lì praticamente lievita per reazioni chimiche. Ah, boh, basta, vediamo Le questa. reazioni chimiche stanno in tutte le cose del mondo. Madonna. Ma guardate dove va a finire questa. Allora, mo li copre così chiaramente. Ed eccolo qua, dopo 24 ore. Ma non ci credo che questi No, qui è sono le cognate da impossibile. Con 24 lievito ore. istantaneo 24 ore è impossibile così, voglio. No, non ci credo. Ma nemmeno se metteva mezzo grammo di lievito le trovava così. Guardate qua che cosa succede. Guardate qua, uso il mouse. È tutto bucherellato a sto punto qua. E questo qua è perché probabilmente stava cedendo. È cominciato a uscire da sopra. Questo è un segno chiaro che sta cedendo Posso dire qua. cosa penso? Via, dice cosa pensi. Secondo me era fatto troppo stretto ed erano piatti come una frittella. Così proprio. Scusate, mi ho tolto la condivisione. Problema tecnico. Ecco qua. Via. Ok, Andiamo. Martina, Continuiamo. contiamo. Ah, e questo era quello che cercavo proprio. Però anche così, perché Lo stesso per... Ma partire col mattarello. Fatto col mattarello, che cavolo fa questo movimento? Questo di, ma che senso c'ha? ragazzi, Ma che qua sta mettendo gratinando il la mais. pala. Dai! Questa è Questo è la pala mais. gratinata. Ma quello è un impasto molto idratato, da come vedi, quindi c'ha bisogno di Raga, infarinato. io il mais per stendere la pizza l'ho usato pure io. Pure io l'ho utilizzato, perché all'inizio non trovavo la semola, qua ho utilizzato il mais, cioè la farina di mais. Prende un sapore Ma diverso. scusa un attimo, quelli lì erano lievitate 24 ore, ma perché c'è ancora quelle altre in mezzo? Così. Perché le avrà fatti il giorno Perché prima. le ha già fatte, mica può perdere tempo appresso a te, scusa. Ma se le tiene là per compagnia, giustamente. Per domani. Marrone. Alice mi dice che il pomodoro è marrone. Adesso non so se è un problema di color correction o... No, vai, che pumbarolo. Tutti quei pezzi. Ragazzi, ma questa non è questo... questa è induglia. Questa è induglia spalmabile. Questo è acrilico, terra di Siena, bruciata. Può essere pure che l'abbia cotto, prima. Può essere pure. Un po' di basilico lo mettiamo. Un pochino, sai. Quello è il più pochino del mondo. Vediamo come la cuoce, dai. Andiamo avanti. Ha detto most perfect. No, ragazzi, qua si sta copiando il metodo combo, Non voglio dire niente. Ma poteva copiarti anche l'impasto, Gigio. No, ha copiato da Antonio. Che cosa... l'impasto è il mio. Ci ha messo 1,5 kg di mais e mo stavo vedendo se scivolava. Ho paura che non scivolava. Avete visto quanto era rigida comunque la pizza con tutto che stava... Era proprio rigido, sembrava veramente cartone già da prima di cuocersi. Ma infatti io ho visto la pala piegarsi, ma non la pizza. Vorrei... Vediamo un po', andiamo avanti, vediamo come va a finire questa storia. Però c'è una tavola di ragazzi. Ma non era la pizza di prima questa. Non è possibile. È un'altra pizza. E tutte quelle bolle su. Allora, aspetta, attenzione. 24 ore. Guardate che alveolo. Ma tutto non viene cabigo, cosa? Ma cosa ne fa? Ma soltanto andarcene. Mamma mia. Questo è americano o inglese? Penso sia americana perché parlava di teaspoon, che è più una roba culturale americana. Usare le cups e teaspoon. Ok.
Oh, mamma mia. E questa qua con questo video ha fatto la bellezza di 61.000 E visualizzazioni, quanti quindi like, neanche, scusa? però lei ha 617.000 iscritti, quindi possiamo definirlo un flop dal 26 marzo. È a 1628 like, quindi non male. Io però voglio farmi ancora male e voglio mettere, Per favore, non più. vediamo un po'. Basta. No, Gennaro Contaldo lo conosciamo a memoria. Vediamo un po'. Lo sapevo pure la nonna Gennaro ormai. Chi è sto Gennaro Contabile? Non lo conosci, Praticamente è uno che lavora con Jamie Oliver, sta in Food, non ricordo il nome del network, e fanno video. Lui praticamente sarebbe una specie di pulcinella americano, perché questo Vabbè, tizio... mettiamolo, dai. Cos'è? Eccolo qua, signore e signori. Ma sai che tutto sommato tra le Ma mille scusa, ma si trova- ricette... perché scusa, poteva venire in Italia a sto punto, che cavolo si mette a fare a Malta per fare la pizza? Malta è un po' il posto tipico dove vanno poi gli inglesi a svernare o vanno in vacanza. No, lo so. Quello l'ha coperta con lo straccio asciutto e quindi la superficie è secca Vabbè, sì. Poi lì ci saranno 87.000 gradi a Malta. Sì. Guardate qua si vede benissimo. Guarda, Sì. è tutta la parte secca. Secondo me ha cura di girarla. 7 minuti in un forno a legna, cioè se lo faccio io in un forno in 7 minuti non esce più niente. A carbonella viene fuori. Completamente carbonizzato. 90 secondi. 90 secondi, questi 7 minuti. Gozo ti adoro, cos'è? Gozo è un'isola di Malta. Ah, ok. Non l'ha messo il salame, scusa. Quando l'ha messo il salame? Non l'ha messo, ho detto... Ah, no, puoi No, non metterlo. ci sta, no, è una margherita. Una margherita È una normale. margherita pizza. Vabbè, io sono molto... vediamo. Authentic Pizza Dough, perché io adesso voglio farmi davvero del male. Questo qua, che vi sembra? Questo qua bello così? Ragazzi, perché ci seguite? Avete qualche video da suggerirci? Qualche video che vi ha lasciato davvero così impressionante? Vogliamo vedere quella con l'ananas? No! Ananas e prosciutto? Vogliamo vedere ananas e prosciutto? Authentic Pizza. Ok, ragazzi. Papa John's Pizza. E penso che Peppe, se ci sta guardando, apprezzerà. Ok. Peppe chi? Peppe è uno che segue. Ah, ok. È un altro Peppe. Allora, vediamo. అది స్లాపింగ్ చేస్తున్నాడు Sta pettinando. Che cos'è? Sta pettinando la pizza. Questo lo sai perché fa così? La sta bucando perché praticamente quando non sono lievitati abbastanza, la pizza in forno fa effetto pallone. E si gonfia, giustamente. Ma infatti pure qua, quando abbiamo visto le pizze da Pash Pizza, pure loro qua usano il rollino per bucherellarla. Sì, quel cosino io l'ho visto prima d'ora, ma solo una cosa, quel pomodoro Per niente. Per me è da galera quell'attrezzo. Ma soprattutto che cos'è questo? Origano? Sì. Ci sono questi... dice che eravamo in blackout a un certo punto. Praticamente... qualcuno suggerisce non mettere il video a tutto schermo che ti bloccano la diretta. Qualcuno sta dicendo che esiste la pizza. Mamma Ma tecnicamente però per quello che stiamo facendo non dovrebbero bloccarti, tecnicamente. Qualcuno ti sta chiedendo di fare una cosa pazzesca. Pizza al microonde. Ok. Ragazzi, quanto è durato il blackout? Blackout. Vi hanno oscurato. Sì, ragazzi, hanno oscurato perché avevamo messo in... aspettate, ragazzi, a che punto ci siamo bloccati? Che cos'è che non siete riusciti a vedere? Avete visto la pizza di Gennaro Contaldo? Hanno detto 30 secondi, hanno detto. 30 secondi, vabbè, dai. Abbiamo lo sappiamo e facciamo piccolino qua. Che dobbiamo fare? Allora. Si sbaglia per imparare. Allora. Comunque, vediamo come va a finire questa pizza qua. Ma che ci sta?
Coriandoli. Guarda, se c'eri tu ti metteva pure a te sulla pizza, ha messo sta la tu. qualunque là sopra. Cioè, tipo, come la volete la pizza stasera? No, Sì. te lo tipo quando devi svuotare la dispensa e metti ogni ben di Dio là sopra, esattamente così. È La come il pizza pane che dello- faccio io. La pizza dello studente fuori sede. Perfino io Bravo. le cose che lui ha messo sulla pizza. Ah, anche Alice li sta mettendo i coriandoli. Oh, Sai però che cosa ci manca? La maionese. hai ragione, ma secondo me si può aggiungere dopo. Ma per senso. Non lo so che... Aspetta, che è tornato, attenzione. Aggiungiamo Eccomi. Eccolo qua. Enzo, non ti fine sta stasera? Comunque, guarda, non è male, dai. Ma poi una roba del Non è genere la fanno male. pagare $30, tipo, per tutto quello Ma- che ci ha ma- messo. Sì. Ma oh, mamma mia. Ti posso dire, no, secondo me questa qui è la peggiore di tutte quante fino ad ora. Questa qua meglio, questa è proprio quella che non mangerei mai, mangerei più quella con la piadina, con lo yogurt per vedere com'è che è questa, perché qua... Ma sai pure io. Sì, vogliamo vedere come Domino fa le pizze, ci vogliamo proprio far male, non lo so. A me però quella di Domino non c'è, l'assaggerei, non mi dispiacerebbe. Sono quelle là altissime, piene di ogni ben di Dio. Io l'ho mangiata, ragazzi, ed è un'esperienza mistica. Dopo la prima fetta chiedete proprio pietà. Vabbè, ma tu non valutarla come pizza italiana, non valutarla come pizza italiana. No, come pienezza, proprio come pienezza di stomaco. Cioè, mangi una pizza come quella Peggio di quella che hai mangiato in America. sì, assolutamente, perché là basta Cosa? soltanto una fetta e ti si inchiomma, proprio il termine tecnico si inchiomma, perché è piena di zucchero, è come se ti mangiassi una torta. È una roba pazzesca. Zucchero. Mettono un sacco Raga, di zucchero. Vi dico una curiosità su Domino's Pizza. Praticamente io abitavo a Milano, vicino al Politecnico, e praticamente sono stato lì per 6 anni. Appena me ne sono andato, hanno aperto un Domino. Appena me ne sono andato. O sapevano che mentre ci stavo io non potevo stare io. Non si potevano Io permettere. li boicottavo. E quindi appena me ne sono andato, hanno aperto. Ma mo a Milano ce ne stanno alcuni di Domino. Raga, io tra poco vi saluto, che la nonna ha appena finito di dire il rosario. Fra poco E pure quindi io. vuol dire che Vabbè, fra 3 ragazzi. minuti abbiamo... Mi vedo l'ultimo video. Fammi vedere Dominos, perché a questo punto sono curioso. Ok. Io no, voglio solo sapere quanto gioco è. Ok. Ragazzi, in bocca al lupo. Non vedo proprio l'ora. Ah, questa è la pubblicità. Pubblicità. Bella questa pubblicità. Secondo me Forse la quarantena, le barbe che si è fatto questo, non ho capito. Non si- probabilmente. Ah, ecco qua. Però è bella. E non si può Ah, è un'altra persona. Sì. Si vede. Il video inizierà dopo l'annuncio. Ecco qua. Ulan. Wow. Oh, e questa- Abitudire. Qualcuno sta dicendo. Che stanno imbastando. Ma no, guarda quanto sono quelli in pasto, ma tu l'hai visto quanto lo stava pressando? Quella è una pizza solo bolle. Ma no. 5.500 negozi in Gran Bretagna. Come persone pensano che la pizza è vera? Lo so, nel senso, fa l'impressione. Poi questa fabbrica qua nel Connecticut, cioè questi hanno la fabbrica dell'impasto. Madonna mia. Non è giusto. Poi fanno sto fiore. Povera mozzarella. Poverina. Vabbè, quella non è, a prescindere dal fatto che quella non è mozzarella, perché veramente mi rifiuto di chiamarla così, ma poi è Ma- tutta bruciata. Povera. Povera, qualsiasi cosa essa sia. Poi guardate come impastano, chiudono. Che cazzo? Wow. Vincenzo se ne viene che c'è la grilletta, Vincenzo impara. Voglio dire come- c'è la grilletta, io lo faccio a mano, Gigi c'è la planetaria e l'altro c'è la grilletta, impara, Vincenzo. Hai ragione. No, voglio sto attrezzo assolutamente anch'io. E poi li mettono lì dentro, anche la forma, perché non vogliamo a Dio, la mettono un po' fuori Cioè, dalla... comunque non sia mai ci fosse un po' di artigianalità in tutto questo processo. No. Non sia mai Dio. Tutto industrializzato, mamma mia, una cosa più algida di questa, più fredda di questa, veramente. Ah, Ma guardate quanto è che brutto. è bellissimo. Ah,
Coriandoli. Ma lo recuperano questo qui che buttano a terra? Sì, quella sta la piastra sotto per... E questo che roba? Aspetta. Siamo che è pazzesco come fanno gli impasti. Ah, guarda, questa è la A proposito di maglia glutidica, questa è una fionda praticamente. Ma guarda più delle calce. Quella... Ah, capito? Questo voglio precisare che quell'impasto era ancora crudo. Ma il bello è che lui patteggiava pure perché pensava fosse una roba buona questo fatto. Salame, 800 fette. 3,7 il locus su salame. Praticamente per aumentare il W, la quantità di... che fanno? Loro invece di usare altri tipi di farina, usano direttamente dei prodotti tipo calce, cemento, cose del genere. E in questo modo la maglia glutinica È molto più... no, è una pizza forte, molto forte. Vabbè ragazzi, siamo arrivati a 41 minuti di live. Voi dovete andare, non neanche un'ora. Questo giro la facciamo breve anche perché ho come il sospetto che YouTube mi farà un... per le immagini che abbiamo messo a tutto schermo, ma non lo sapevamo, quindi... è un beta test, vediamo se YouTube se la prende oppure no. Se ne accorge, ma proprio a volo. Ci sta Peppe di Pizza Dixit che ci scrive qua tra i commenti, aspettate, ecco qua. Fammi togliere lo screen qua. Comunque una pizza Domino all'anno ci sta pure e io sono d'accordo perché a me francamente io almeno una la vorrei assaggiare. Ma pure io, sai, pure io. No, attenzione, no Peppe, se fai questo veramente ci alziamo e ce ne andiamo. Tu non puoi provarla, cioè proprio è contro la tua mission aziendale. Vabbè ragazzi, qua c'è qualche domanda, soprattutto saluti, meno male. Saluto Antonio. Vabbè dai, sono stati attenti al video e non hanno scritto domande. Grande, ci possiamo lamentare. Non per niente ragazzi, è che in pratica non riuscivamo poi a rispondere. Vabbè, allora direi di salutare, è stato bellissimo fare questa diretta lampo diversa dal solito. Ragazzi, ci vediamo prossimamente con i video. Antonio, non copiare troppo però. No, infatti, questo come dico sempre io, ciao a tutti! Ciao. Perché ridevi? Io non l'ho capito. L'hai copiata a Pinello, là, Frank Pinello? Cosa? La coppola. La coppola. Sì, mia nonna me l'ha detto, Ah, ma tu picciatemi la coppola, te? Con i primi video pure io ce l'avevo, non vorrei dire. Quelli che ho fatto con Rocco Fox ce l'avevo. Ma i primi video quando? Io mi ho visto un tuo video di 12 anni fa, a parte il capello nero corvino. Ma vogliamo fare una cosa prima di andare via? Proprio una roba che mi distruggete? Atanasio Amarcord. No, veramente. Vogliamo fare la reaction al mio video? Vai. La reaction ai miei primi video. Mamma mia che scurno. Allora, vediamo un po'. Allora. Sì, infatti sto guardando ma non sto condividendo niente. Che sciocco. Comunque ti posso già dire che la qualità dei tuoi video è cresciuta tantissimo, ma non per meriti tuoi ovviamente, ma soltanto perché adesso c'è Alice che prima non c'era. Perché ho copiato bene anch'io dagli altri, quindi chiaramente allora. Il primo video però vero giù. Allora questi qua no, allora ci sta secondo me questo qua, la vera pizza napoletana fatta in casa, o è la vera questa? Ok. Preparatevi, sarò molto bastardo. Sì, ma vai tranquillo, farò anche io il bastardo della situazione. Allora dai, salta annunci, siete pronti? Ma qua eravamo ancora in Italia. Gigi, ma lo sai che sei migliorato nel tempo?
Cioè, sei più affascinante adesso. Sei un non giovane affascinante. Vabbè, allora qua sto dicendo delle cose a caso. Mi sto vantando di essere un esperto. Dobbiamo sentirle. Sicura? Sì. No, ma che ne hai fatto tu? Io non lo so. Vabbè. No, ma tanto noi non sentiamo, Infatti, sento poco. Allora, guardate già l'impasto, che bello che è. Bello, E lo faccio anche volare come se fosse... Ma quella ma è grossa la pallina, eh? Ma secondo me era intorno a 220 grammi, credo, non me lo Ok, ricordo. Ho detto una cazzata. No, non me lo ricordo, ragazzi, è stato... E guardate quanto è nero il forno, il Ferrari qua. Guardate che utilizzavi il Ferrari. il fornetto, sì. Guardate quanto ci metto a stendere. E chiaramente è tenacissima. Sì, un po' si vede. Ma proprio Come mai leggero. ce l'hai aperto il Ferrari? Perché ce l'hai aperto il Ferrari? Non me lo ricordo. Anche questo è stato instant video. C'era mia cugina a casa, faccio prendi la telecamera, no, prendila al cellulare e riprendimi. Guardate qua. No, comunque la scrittura ricorda Domino's Pizza, raga. È vero, ma pure... sì. Ma sia la qualità dell'impasto e sia la di... Guardate come lo stendo. Ma questo qui è lo schiaffo. Veramente, ma che stai a dire? Ma che sta facendo? Questa qui è la stesura a ventaglio. No, ma se ne sta spendendo i panni, raga. Mi sembra che sta tipo soffiando la farina e capito, agitando la pizza. Non lo so, è strano sta cosa. Gigi, ma che droghe usavi? Che cosa? Non lo so. Guardate qua, a un certo punto si sta strappando tutto. Qua è diventata sottilissima. Il cornicione ormai... Io non so che sto facendo. Però, devo dire la verità, qua non avevo fatto ancora il corso di pizza. Ero completamente autodidatta, ma nel modo più sbagliato possibile. Eri autodidatta male, sì. E guarda qua, cerco di fare il cornicione. Così la rompi. Gigi, vabbè che è un consiglio che adesso non ti serve, però nel caso l'avessi saputo, al supermercato vendono delle paste della pizza già rotonde che sono molto meglio di quello. Infatti le compravo, sono fatto la pizza perché in realtà non l'avevo trovata, capito? Senza farina sulle... Ma che... No, comunque sono tecniche che è la prima volta che sto vedendo. Ho impiegato... Di solito si mette la pizza sulle palette, tu stai mettendo le palette sotto la pizza. Ho impiegato circa 12 minuti a fare questa pizza. Ma in video hai impiegato 2 minuti a stenderla, cioè proprio è tantissimo. Tu ci impieghi tipo 5 minuti. Adesso la stai contando col punch? Sì. Devo dire che quel pomodoro che vedete lì è pomodoro che ho frullato con questa immersione e che normalmente era arancione. Cioè quello era lo standard del mio pomodoro. Stai girando 3 ore, sembra lo stesso posto. Sembra un po' come fossi da pizza. Basta, l'hai messo. Guardate il cornicione pure coperto, pomodoro dappertutto. Vediamo un po', mozzarella messa a caso. Così? Vabbè, la cosa migliore. No, sto facendo lo spiegone inutile. Stai mettendo 1 chilo di basilico. Basilico anche io tanto, perché quando tu non le sai le cose... Siamo in diretta, nonna? Volete salutare? Siamo in diretta, stanno guardando un po' di persone. Buonasera signora. Buonasera. Buonasera. Ok, mo devo togliere perché sennò mi sentono 100 volte. Devo togliere comunque sta qua. Sì, però loro mi sentono se tolgo. Allora ci rimetterò 5 minuti, va buono? Sto aspettando. Io le devo mandare un caffè fagioli. No, 5 minuti, 5 minuti. No, 5 minuti. Cioè, deve stare 5 minuti, ma tu l'hai sentita? La nonna di Antonio, fatto Antonio, nonna 5 minuti, e a nonna, ma in coppa i fagioli ci ha già mettato la scelta.
No, ma poi ti sei perso il meglio, l'aceto e il limone, ho detto l'aceto, faccio perché il limone non va bene, e ti dice il limone. Alice va via, ciao Alicina, a dopo. Allora, ragazzi, Vai, guardate vai. quanto fa schifo sto forno. Un po' nero. Non perché era pietra dell'Etna, Ah, Ma ok. quello lì è uno strato protettivo che si forma col tempo, perché essendo che sotto è troppo aggressivo, quello lì è stato pensato questa cosa di bruciare più farina possibile, in modo tale che dopo sotto non bruci. Esatto. Ho davanti Gigio il giovane che fa delle spiegazioni senza senso. Ma guarda lo sguardo sexy. Aspetta, sguardo sexy, ecco qua. Guarda, guarda, Eh. bellissimo. Intanto qua impiega i suoi 22 minuti a cuocere. A un certo punto penso qua spiego robe inutili per prendere tempo. Ed eccola qua. Dai, Ragazzi, però ti posso dire una cosa, molto meglio di quello che pensavo. Come non detto. Ah, No, scherzo, no, molto meglio di quello che pensavo, veramente. assomiglia un po' alla pizza di Contalto, eh. Capì, per quello dicevo. Però Diciamo cotto un po', che forse anche un pochino meglio. sì, è vero, è vero. vi dico, il sapore era buono. Ma guarda, per la stesura per come era andata la stesura mi aspettavo veramente mentre invece tutto sommato Ma una pizza più pappone. che dignitosa. No, ci Ma vi sta, rendete ci conto? sta. Siamo andati a vedere le pizze americane, la pizza di Contaldo, e alla fine tenevamo sta schifezza in casa qua. Io Dai. voglio fare un appello a tutte le persone che ci chiedono ricette, cose varie, e a volte ma avete capito quello che fa? Demoralizzano. Demoralizzano. Quando fanno le pizze, ragazzi, se c'è riuscito Gigio, ci possono riuscire tutti. Non abbiate paura, non abbiate timore, provate, se ce l'ha fatta Gigio, ce la fate tutti. Ragazzi, volevo farvi vedere questo però, notate? L'alveolo Oh, dal velo c'è. pazzesco, che culo, Ovviamente tutto non voluto. Secondo me te la taglia in qualsiasi altro punto, c'è solo impasto. Però Ma anche proprio il chilo di impasto. Il chilo di impasto. Pazzesco. Vabbè, ragazzi, la prossima volta vediamo gli altri video miei vecchi e vi faccio fare altre risate, che pure ci sta uno bellissimo in cui come soluzione usavo una teglia in alluminio per alzare la pizza e portarla più vicino al grill. A proposito di teglie in alluminio, ma voi la sapete fare la bruciatura delle teglie? Sì. Sì, allora Sì. facciamo la diretta quando mi arriva, perché mi dovrebbe arrivare, la facciamo insieme la diretta e la bruciatura, perché non Magari la la so facciamo insieme perché io la devo rifarla sia lì e poi ho fatto pure una cosa, quindi magari la facciamo insieme. Grande, ok. Vabbè, Vabbè. ragazzi, allora ci salutiamo. È stato bellissimo questa improvvisata. Spero che chi ci ha visto si sia divertito. Niente, alla prossima. Enzo, allora. se mi guardi così non riesco a staccare. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao, sono Antonio e vi saluto. Ciao! Io sono Antonio. Ciao, sono Antonio. Ciao ragazzi, ciao e alla prossima. Allora siamo da soli? Sì, siamo da soli, però possiamo salutare. E domani?